Covid migliora la situazione negli ospedali della regione, domani partono le vaccinazioni per il personale della scuola, prenotabili da oggi. In Friuli Venezia Giulia sono state somministrate più di 93.000 dosi. Focolaio di Gradisca, 500 bambini resteranno a casa da scuola fino al 9 marzo, anche quelli negativi al tampone. Mamme rivolta, senza ferie e congedi le nostre famiglie sono in ginocchio. A febbraio è già primavera, oggi un primo assaggio, da domani l'esplosione, si registreranno temperature superiori ai 12 gradi della media del periodo, le previsioni del nostro Antonino Renda. Protesta unitaria in tutta Italia del mondo della cultura che da un anno è fermo, il settore scende in piazza anche a Regione denunciando le criticità, dai contratti capestro alla precarietà. Gli Amis de Safao si sono ritrovati nell'area della storica acciaieria udinese per ricordare la nascita dello stabilimento e i tempi considerato all'avanguardia. Sono trascorsi 70 anni dalla prima colata. Buonasera e ben ritrovati a nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Migliorano i numeri dei ricoveri nelle aree di medicina e calano, seppur di poco, quelli delle terapie intensive. Il vaccino resta però l'arma più forte contro il Covid, il punto in regione con il vicepresidente Riccardi. Un'adesione importante, mancano però certezze sui flussi e sulle dosi che verranno consegnate. Il vaccino è l'arma più importante per combattere l'epidemia da SARS-CoV-2 e a testimoniarlo anche i numeri dei contagi presentati durante i lavori della terza commissione consigliare dal vicegovernatore Riccardo Riccardi. Nella lunga e articolata esposizione lo stesso vicepresidente ha evidenziato la necessità di modificare gli indicatori nazionali per i colori con le conseguenti limitazioni. In particolare il nuovo DPCM dovrebbe dare importanza alla pressione sulle strutture ospedaliere. Uno dei dati più eloquenti in grado di raccontare l'evoluzione dalla prima alla seconda ondata della pandemia è negli ingressi nelle aree mediche degli ospedali, numeri comunque in calo. Diminuiscono anche i ricoveri nelle terapie intensive, seppur in maniera minore rispetto ai ricoveri complessivi. Calano anche la mortalità, mentre la fascia 10-20 anni resta tra le più contagiate. Riccardi ha posto l'accento anche sul numero di tamponi. La nostra regione, ha evidenziato, è tra quelle che ne ha fatte in numero importante, a una media di 1.000 al giorno. Dal focus vaccini emerge come il contagio sia crollato tra il personale sanitario nelle case di riposo proprio a seguito delle inoculazioni, a cui hanno aderito una media del 90% tra sanitari e ospiti, con numeri bassi solamente tra gli OSS, gli operatori sociosanitari. A ieri sera, ha confermato Riccardi, abbiamo somministrato 93.000 dosi, 35.000 hanno completato le 2 inoculazioni. Sono 11.000 le persone vaccinate, degli over 80, delle 63.000 che si sono prenotate. Il rapporto dosi consegnate e somministrate è del 73% per garantire sempre la seconda dose. Oggi, oltre alla comunicazione ufficiale del Ministero della Salute del via libera per AstraZeneca anche alla fascia 55-65 anni, sono state avviate le prenotazioni per il personale scolastico e nella tarda mattinata già 3.400 avevano fatto richiesta. Nel corso della commissione sono state presentate anche 2 petizioni sul medico di medicina generale non presente ad Aquileia e alla riattivazione del pronto soccorso della medicina generale dell'ospedale di Cividale. Sul tema della medicina generale, Riccardi ha evidenziato essere problematica per via degli accordi nazionali. Inoltre il vicepresidente ha aggiunto una riflessione sulla necessità di rivedere i percorsi di formazione per avviare le assunzioni nel sistema sanitario. I numeri delle vittime di oggi da Covid, 15, cui si aggiungono 2 decessi pregressi. Su 5.677 tamponi molecolari sono stati rilevati 152 nuovi contagi, una percentuale di positività del 2,67%, e su 3.644 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 89 casi, 2,44%. I ricoveri nelle terapie intensive sono 57, 353 quelli in altri reparti, calano le persone in isolamento che sono 8.761. Sono state aperte oggi in Friuli Venezia Giulia le agende vaccinali riservate a insegnanti e personale della polizia locale, che possono quindi prenotarsi attraverso i CUP, le farmacie, i call center regionali con la stessa procedura adottata per il personale sociosanitario. Domani l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontine eseguirà le prime inoculazioni di vaccino per gli insegnanti. Il 27 febbraio sarà invece il primo giorno per l'ASUFC, lunedì 1 marzo per l'azienda sanitaria del Friuli occidentale.
Era una situazione paradossale, ma almeno è stata trovata una soluzione. Questo è il commento dell'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosola, che precisa non è il sistema ideale. Noi speravamo di creare una pratica strutturata simile a quella del mondo dell'università che si è dimostrata funzionare. Dopo tanti problemi legati alla privacy, a questo confronto con il Ministero dell'Istruzione, si è sbloccata questa situazione che più di qualcuno ha definito paradossale. Una situazione paradossale che crea inevitabilmente dei tempi più lunghi rispetto a quello che l'amministrazione regionale aveva inizialmente immaginato, ma questa mattina, come sapete, è iniziata la possibilità per tutti di richiedere la vaccinazione in maniera autonoma e adesso è arrivata anche la comunicazione ufficiale di AIFA rispetto alla possibilità di estenderlo anche fino ai 65 anni. È un sistema evidentemente più complicato perché parte dall'iniziativa del singolo, non più mediata dal suo dirigente scolastico, ma dalla sua iniziativa personale e quindi dai tempi della prenotazione. L'idea che avevamo noi era quella proprio di organizzarle in maniera strutturata così come abbiamo fatto con l'università, perché questo ha accelerato moltissimo i tempi e le modalità. L'abbiamo già iniziate la scorsa settimana e questo è un dato. Io sono convinta però che dal mondo della scuola ci sarà una risposta di massa. So che già da questa mattina il numero messo a disposizione per le prenotazioni ha avuto molte richieste. Sono sicura che la scuola aspetta questo e si muoverà correttamente per farlo nel tempo minore possibile. Stop alle lezioni in presenza per più di 500 alunni fino al 9 marzo a Gradisca di Isonzo, una misura legata al focolaio Covid di variante inglese emerso all'interno di un'azienda di Monfalcone, una situazione che sta mettendo in ginocchio le famiglie del territorio senza congedi, le difficoltà di gestione dei bimbi a casa da settimane. Una quindicina di casi positivi accertati tra alunni e insegnanti, con l'aggravante di un caso collegato a un focolaio di variante inglese. Da qui la decisione del Dipartimento di Prevenzione Asuggi di porre in quarantena quasi l'intera popolazione scolastica di Gradisca di Isonzo, un provvedimento che ha messo in difficoltà gran parte delle famiglie. Io ho 2 figlie che sono a casa, una dal 12, una dall'8, altri casi di altri genitori di bambini che sono a casa ancora da prima. Eppure ho ricevuto dalla SUGI la richiesta di quarantena solo per la bambina, perché noi genitori possiamo uscire, andare a fare la spesa, andare a lavorare e portare il virus a casa ai nostri figli. Io vorrei chiedere aiuto, io voglio il congedo straordinario per stare a casa con le mie figlie, perché io ho le ferie che però non sono infinite. Mio marito è lavoratore autonomo, quindi anche lui ha difficoltà a stare a casa, non le posso abbandonare sole, no? Hanno una 7 e una 10 anni. Lei ha una bimba a casa, tra l'altro con una frattura al ginocchio, non può nemmeno fare le terapie perché la SUGI impedisce l'uscita alla bimba. Ho un certificato della SUGI che dice che dal 15 può uscire e invece dalle ultime disposizioni lei non può andare a fare le terapie. I miei bambini a metà gennaio hanno contratto il Covid. Mio marito è stato anche lui ammalato di Covid ed è guarito ed io ho fatto entrambe le dosi di vaccino Pfizer. La nostra situazione è la situazione di una famiglia che ormai è immunizzata, che è stata bloccata per un mese all'interno della propria abitazione per una giusta causa, ma adesso viene messa alla pari di altre famiglie che invece non hanno contratto il Covid. Il consigliere regionale Eddie Morandini è risultato positivo al coronavirus. Il consigliere di progetto FVG per una regione speciale ha ricevuto la notizia questa mattina tramite SMS dopo essersi sottoposto a tampone molecolare. Morandini ha spiegato di stare bene, ora di non avere più febbre ma solo un po' di tosse e qualche dolore alle ossa. Mercoledì mattina, prima di partecipare al consiglio regionale, ha precisato Morandini, aveva fatto un tampone rapido al quale era risultato negativo. Partiranno questa sera da Kinshasa le salme di Luca Attanasio e Vittorio Iacovucci, uccisi
ieri in Congo nel corso dell'agguato, il convoglio ONU nel parco del Virunga. L'ambasciatore e il carabinieri saranno accolti a Roma, dove sarà effettuata l'autopsia. Intanto cominciano a dirimersi dubbi sull'attentato. Gli aggressori, armati di fucili automatici e macete, erano 6 e avrebbero costretto gli occupanti dei mezzi a scendere dalle auto. Probabilmente si è trattato di un tentativo di rapimento finito in tragedia. Quando sono intervenuti i ranger del parco di Virunga insieme alle forze di polizia congolesi, da quel momento sarebbe cominciato un conflitto a fuoco che avrebbe portato alla morte di Attanasio Iacovacci e del loro autista. In un primo momento la responsabilità dell'accaduto era stata data alle forze democratiche di liberazione del Ruanda, che però hanno respinto le accuse. Intanto a Gorizia, dove era a distanza Iacovacci, il sindaco Rodolfo Ziberna ha portato il cordoglio della città. Il comandante del 13° reggimento, Saverio Ceglie, insieme hanno deposto dei fiori al monumento ai caduti. La morte in Congo dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio è un dolore grandissimo per Fabrizio Nonis, il celebre Becker, volto noto di Telefriuli, era infatti grande amico della vittima di cui è stato testimone di nozze. Oggi su Facebook Nonis ha postato 2 foto che lo ritraggono con Attanasio il giorno del matrimonio. L'Italia ha perso un esempio umano, ha detto il Becker a Mattino 5, visibilmente commosso e provato, con lui anche il giornalista friulano Tony Capozzo. Era una persona tipica per essere un diplomatico, buono, sincero, cercava soluzioni e un sorriso da regalare, ha detto Nonis, aggiungendo poi che non era uno scellerato, che sicuramente aveva valutato un margine di sicurezza. Attanasio dal 2010 al 2013 aveva diretto il Consolato Generale d'Italia a Casablanca, proprio in Marocco, racconta a Telefriuli Fabrizio Nonis. 12 anni fa ho conosciuto Luca, con il quale è nata una profonda amicizia. Nonis conosceva anche i familiari dell'ambasciatore. Non ce l'ha fatta Pietro Paolo Noacco, 77 anni, di qua al sud di Reana del Royale, il pensionato rimasto coinvolto in un incidente accaduto nel pomeriggio di giovedì prima delle 17:30 a Cavalicco di Tavagnacco, all'incrocio tra via Primo Maggio e via Molinuovo. Il volante di una Panda si era scontrato con un furgone. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Trasportato all'ospedale di Udine in condizioni critiche, è morto domenica sul posto. Per i lievi accertamenti di viabilità era intervenuta la polizia locale di Tavagnacco. E restano gravi le condizioni della donna di 90 anni di Monfalcone, che nella serata di domenica è stata aggredita dal fratello di qualche anno più giovane, che ha cercato di ucciderla colpendola alla testa con un oggetto contundente. L'anziana è ricoverata all'ospedale di Cattinara in prognosi riservata, in serio pericolo di vita. Con pistola spianata, volto coperto da un passamontagna e guanti, 2 malviventi hanno rapinato ieri sera un tabaccaio di Trieste, facendosi consegnare denaro e tabacco. Rapina a mano armata nella prima serata di ieri in un tabacchino di via Lorenzetti a Trieste. Intorno all'orario di chiusura, poco prima delle 19, 2 uomini si sono presentati con il volto travisato, pistola in pugno, e hanno intimato al titolare della tabaccheria di consegnare i soldi che aveva in cassa. L'uomo, spaventato, non ha reagito e ha consegnato il denaro che in quel momento aveva a disposizione. Poi i 2 rapinatori sono fuggiti, dileguandosi, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti subito dopo l'allarme gli agenti della Polizia di Stato, della squadra volanti della Questura di Trieste, che hanno avviato le ricerche per individuarli. Le immediate indagini però non hanno dato esito. Il tabaccaio ha consegnato poche decine di euro dei pacchetti di sigarette. Non è rimasto ferito. La pistola usata per la rapina potrebbe essere una scacciacani. Un ragazzo di 20 anni, cittadino tunisino residente a Gorizia, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver attinto un 25enne cittadino marocchino residente a Trieste con più fendenti alla schiena. È successo questo pomeriggio alle 16 nel capoluogo giuliano in via Gambini. La vittima versa in gravissime condizioni, accolta in terapia intensiva all'ospedale di Cattinara. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di via Ermet. Si tratterebbe di un regolamento di conti iniziato al telefono e finito nel sangue. Incidente stradale questa mattina a Pasian di Prato, un operaio impegnato a scaricare della carne da un camioncino posteggiato vicino a una macelleria è stato investito da una vettura in transito. L'incidente si è verificato alle 5:30 vicino alla macelleria di Colloredo di Prato. L'uomo, un 45enne di Udine, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria del Misericordia di Udine in gravi condizioni.
A febbraio è già primavera, oggi un primo assaggio, da domani l'esplosione, si registreranno temperature superiori di 12 gradi alla media del periodo. Allora andiamo a vedere le previsioni del nostro Antonino Renda. Nei prossimi giorni ci attende una fase di caldo molto intenso per il periodo. Quindi non si tratterà soltanto di un antipasto della primavera o un anticipo della stessa. Guardate questa lingua rossa. In questa lingua rossa troviamo anomalie dell'ordine dei 10-12 gradi al di sopra della media. Quindi registreremo anche al suolo temperature di 10, 12, 13 gradi superiori ai valori tipici del periodo, ben più tipiche appunto della fine di aprile o mese di maggio piuttosto che della fine di febbraio. Quindi sarà lecito attendersi dei valori massimi che potranno localmente anche toccare e superare i 22-23 gradi, soprattutto laddove l'aria sarà più secca. Quindi, per tutti, una fase decisamente primaverile, tardo primaverile, che appunto non ha nulla a che vedere con l'inverno. Ma questo non significa che successivamente potrà giungere qualche fase più fredda nel mese di marzo, ma questo lo vedremo col tempo. Udine, 21 palazzine ATER del quartiere San Domenico saranno interessate da interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione antisismica. Abitare Udine, quartiere San Domenico 2030, comunità al plurale, è il nome di progetto di riqualificazione del quartiere per il quale l'amministrazione comunale di Udine ha deciso di partecipare al bando nazionale istituito attraverso una legge del dicembre del 2019 con il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Perché la scelta di questo quartiere? Perché gli edifici sono vetusti, sono stati costruiti tra gli anni 50 e 80 e necessitano quindi di una sistemata sia dal punto di vista proprio qualitativo e dal punto di vista dell'efficientamento energetico e sismico. Si tratta di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione di nuovi edifici, quindi si procederà per step, a fasi, e l'arco temporale di 10 anni sarà l'arco necessario per poter intervenire. Le persone che abitano lì dove andranno nel frattempo? Le famiglie saranno allocate in altri appartamenti alloggi ATER, naturalmente nel raggio di 2 chilometri dalla esistente abitazione. Gli edifici interessati sono 21. Rimaniamo a Udine, in molti li avevano richiesti nel momento in cui l'amministrazione comunale aveva avviato la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Sono i cassonetti intelligenti che saranno posti in via Podgora. Parte in via Podgora a Udine la raccolta differenziata attraverso i cassonetti cosiddetti intelligenti. È un modo per venire incontro a un'esigenza che è stata segnalata dagli abitanti di 2 condomini. Sono condomini molto grandi, lì gli amministratori non hanno voluto i cassonetti da condominio, quindi tutti gli abitanti dei condomini sono dotati ognuno di 4-5 piccoli bidoncini. Abbiamo deciso di prendere una piccola parte del parcheggio che si trova nelle immediate prossimità dei 2 condomini e piazzare dei bidoni molto più ampi. Potranno essere aperti solo dai possessori di queste tessere. È un modo per sperimentare e verificare se funziona meglio questo metodo. Però questa soluzione di via Podgora forse poteva essere applicata anche a monte, perché so che molti cittadini avevano chiesto di utilizzare appunto le tessere anche in altre zone della città. Col tempo forse si arriverà anche a questa soluzione, perché l'obiettivo è anche quello di far pagare in base al consumo dei rifiuti, al conferimento dei rifiuti. Il settore del legno arredo, che da solo vale il 14% del fatturato manifatturiero regionale ed impiega 20 addetti in Friuli Venezia Giulia, potrà presto contare su un corso attivato dall'Isis Malignani di Udine a San Giovanni al Natisone, che formerà professionisti altamente qualificati per il comparto. Oggi la presentazione a Udine. Il nostro impegno è quello di riannodare le filiere educative con le filiere produttive. Con queste parole il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame ha introdotto il nuovo corso attivato dall'Isis Malignani di Udine. Formerà profili professionali altamente qualificati nel settore dell'arredo e dei materiali del Made in Italy.
Nella sede dell'istituto è stato firmato il protocollo d'intesa dalla stessa Beltrame, dall'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen, dal dirigente scolastico del Malignani di Udine Andrea Carletti e dal presidente del cluster Regno Arredo Franco Di Fonso. Il settore presenta un fatturato da 3,4 miliardi di euro l'anno, ovvero il 14% dell'intero fatturato manifatturiero regionale, e nel Friuli Venezia Giulia impiega 20.000 addetti in 2.500 aziende. Imprese del settore del legno arredo lamentavano e lamentano ancora la mancanza di figure che si affianchino e che si atteggino nei confronti delle nostre aziende. Questo nuovo corso porterà sicuramente i giovani a avere delle prospettive diverse e le aziende ad avere questa possibilità di assumere delle figure orientate già da subito a quelle che sono le esigenze delle nostre imprese. Il corso si caratterizza per una forte impronta trasversale, la possibilità di stare molte ore all'interno di un laboratorio, degli inserimenti come quello di sistemi automatici. Avremo quindi progettazione delle macchine a controllo digitale e infine delle tecnologie dei materiali. In questo senso avremo un diplomato tecnico che ha una grande flessibilità e speriamo una elasticità mentale, che è quello che le aziende cercano. Protesta unitaria in tutta Italia del mondo della cultura che da un anno è fermo. Nell'occasione sono state evidenziate tutte le criticità del settore. 365 giorni senza cultura, un anno intero senza lavoro. SLC, CGL, Fistel, CISL, Wilcom, Will, insieme al mondo dei lavoratori del comparto, hanno manifestato in tutta Italia, in Regione Trieste e in Piazza dell'Unità, per chiedere di poter tornare a lavorare in sicurezza. I sindacati in particolare chiedono un intervento pubblico e finanziamenti al settore, con modalità e tempi certi di erogazione e un monitoraggio costante sui fondi. Serve poi un recovery plan con investimenti nuovi e strutturali nel tempo per il settore della cultura, un sistema di protezione sociale con ammortizzatori adeguati per sostenere il lavoro, sviluppare poi l'occupazione e riconoscere le professionalità nel settore e un sistema normativo di rafforzamento e tutela sulla previdenza e l'assistenza. Da troppo tempo inoltre è stato evidenziato il mondo della cultura si basa su condizioni di instabilità e precarietà ben prima dell'emergenza sanitaria, ora bisogna rilanciare una stagione contrattuale per la stabilità e l'innovazione. Perquisizione della polizia nella sede dell'associazione Linea d'Ombra che si occupa di aiutare i migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Va collocata in un quadro di indagini molto più vasto la perquisizione della Digos nella sede dell'associazione Linea d'Ombra ODV con il sequestro di apparecchiature telefoniche e libri contabili con l'ipotesi del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In Piazza Libertà nel pomeriggio un gruppo di simpatizzanti ha voluto manifestare vicinanza a Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir, i quali da alcuni anni, proprio a pochi passi dalla stazione, forniscono cure e aiuti ai migranti che arrivano dalla rotta balcanica. A rendere nota la perquisizione è stata proprio l'associazione. La questura nel pomeriggio ha inviato un comunicato precisando che era stata avviata una vasta operazione coordinata dalla Procura di Trieste e volta a contrastare un'organizzazione criminale finalizzata all'ingresso ed al transito in territorio nazionale di immigrati irregolari a scopo di lucro. L'attività investigativa è stata condotta dalla Digos di Trieste, supportata dal Servizio per il contrasto all'estremismo e terrorismo esterno della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Bisognerà quindi aspettare per capire il reale coinvolgimento dell'associazione. In ogni caso, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe molto marginale. Gli Amis de Safau si sono ritrovati nell'area della storica acciaieria udinese per ricordare la nascita dello stabilimento che ai tempi era considerato all'avanguardia. 70 anni fa, alla Safau, un'acciaieria storica del capoluogo friulano, il forno Martin Siemens versò la sua prima colata. E proprio da quel giorno cominciò una vera rivoluzione per il Friuli Venezia Giulia, divenne punto di riferimento a livello nazionale per il mondo della siderurgia. Questa notte, 70 anni fa, Mario Croce gestiva la prima colata del forno Martin Siemens, che è stata una rivoluzione non solo per Udine, per il Friuli, e in qualche modo ha trasformato questa piccola farie di provincia in un'acciaieria che ha fornito tecnologie e uomini un po' in tutta l'Italia e forse anche nell'Europa. E sono i 70 anni della firma del Trattato CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che è stato in qualche modo il prodromo dell'Unione Europea.
Senta, mi spieghi anche questo disco, perché dischetto IBM Safau Udine anni 70. Questa è una chicca. Questo qui è quello che adesso lo diremo una chiavetta USB, passando poi per un dischetto. Questo era il disco che il computer Olivetti, che occupava proprio questa zona qui vicino, adesso è stato saccheggiato e distrutto tutto, raccoglieva i primi dati e aveva i primi sistemi di elaborazione non solo delle paghe ma anche del controllo di gestione. Il contometro ha avuto un lungo periodo di incubazione, poi però quando è partito è stata veramente una rivoluzione, ci ha permesso di fare poi gli acciai speciali di cui la Safau andava fiera in quel periodo e anche ultimamente. E questo il merito è stato sicuramente del quantometro perché ci ha permesso di avere analisi chimiche immediate, quasi immediate, della composizione chimica dell'acciaio. Le donne qui lavoravano tutte quante con grembiula intanto. E lavoravano soprattutto negli uffici perché in stabilimento le donne non potevano neanche andare. Quindi... E quanti anni ha fatto qui? Quasi 30. A pesca di calamari e poi si è ritrovato circondato da una quarantina di delfini. La meravigliosa scena è apparsa davanti agli occhi di un pescatore pordenonese al largo di Lignano Sabbiadoro. Guarda che spettacolo, delfini ragazzi, delfini a Lignano. Andava a caccia di gustosi calamari quando ha visto alcune pinne dorsali spuntare dall'acqua. È iniziato così l'eccezionale avvistamento che Matteo Gasperina, pescatore sportivo di Pordenone, ha fatto domenica scorsa nelle acque di Lignano Sabbiadoro. Erano circa le 10 quando davanti a lui ha potuto ammirare non uno, non due, bensì una trentina di delfini, mentre nuotavano in gruppo alla ricerca forse di correnti marine più pescose e rigeneranti. Matteo non ci ha pensato un secondo, solo sulla sua imbarcazione si è avvicinato lentamente e ha filmato il banco mentre procedeva verso l'orizzonte, chi saltellando, chi in apnea. Mi sono avvicinato a questo branco di delfini che ho stimato circa una trentina di esemplari, forse anche 40. Ho notato che gli esemplari più grossi erano dietro, come da copertura agli esemplari più piccoli. Difatti me ne è saltato uno fuori a fianco alla barca e io sono stato anche sorpreso perché ho detto ragazzi, sono veramente grandi. L'incontro ravvicinato con i cetacei è avvenuto a circa 3 miglia dalla costa friulana. Come sospettato dai ricercatori dell'area marina protetta, quasi sicuramente si tratta del gruppo di tursiopi seguiti dai colleghi sloveni di Morigenos, un insieme di mammiferi marini considerato ormai stanziale nelle acque del Golfo di Trieste al largo di Pirano. Da lì probabilmente parte della famiglia si è allontanata avventurandosi nelle acque lignanesi. Comunque è stato uno spettacolo bellissimo, un'emozione fantastica. Calamari ne abbiamo presi veramente pochi, però è stato veramente una domenica appagante. Prima di chiudere un aggiornamento sulla notizia di apertura del nostro telegiornale. Come detto, da domani inizieranno le somministrazioni dei vaccini al personale della scuola. Al momento sono 9.024 le persone che hanno prenotato l'inoculazione, oltre 9.000 dunque tra personale dei servizi educativi, della scuola e dell'università. E vi ricordo subito dopo il telegiornale l'appuntamento con Sport FVG con l'Udinese in vista della Fiorentina tra squalifiche e infortuni. I dilettanti che dopo l'arrivo di Felipe in maglia manzanese si preparano al turno infrasettimanale. Siamo in chiusura, vi ringrazio per l'attenzione e buona serata su Telefriuli.